Siamo nella seconda metà di giugno, quindi praticamente la stagione di Target sta arrivando al termine della sua programmazione. Staremo con voi per tutto il mese di giugno, molto probabilmente anche per la prima settimana di luglio. In questo periodo vi abbiamo proposto delle belle, piccole e grandi realtà del nostro territorio e praticamente credo che abbiamo raggiunto il nostro target, ovvero il nostro obiettivo di portare alla ribalta di un grande mezzo mediatico qual è la televisione, ma appunto i nostri ospiti per far conoscere le loro associazioni, le loro proposizioni, il loro lavoro, insomma quelle piccole grandi cose che il nostro territorio produce e che noi grazie agli editori illuminati di TVA riusciamo ancora per fortuna a trasmettervi. Ci vedete ogni settimana in prima serata il mercoledì sera alle ore 21 e poi nelle repliche praticamente durante tutta la settimana sull'LCN 92 del digitale terrestre. Mi hanno corretto perché io dico sempre in tutta la Sicilia, purtroppo c'è qualche parte della Sicilia che non ci vede, però può essere compensata dal fatto che noi trasmettiamo anche in diretta streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e quindi praticamente negli stessi orari potete vederci in tutto il mondo se avete degli amici sparsi nel globo. E poi mettiamo anche il link sul nostro canale YouTube per essere visto e rivisto il nostro target secondo gli orari di vostro piacimento. Anche per questa puntata spero di proporvi degli ospiti che possono suscitare il vostro interesse, attirare la vostra attenzione e stare con noi per circa un'ora ad ascoltare quello che loro e noi abbiamo da dire. Quindi passo subito a presentarvi gli ospiti, iniziamo come al solito dalla mia sinistra, lui è, posso dire, un ospite fisso di Target, praticamente ogni stagione almeno un paio di volte è presente, il professore Stefano Tesè, lui è un musicista, un pianista nel particolare, è il coordinatore dei docenti delle scuole ad indirizzo musicale della provincia di Agrigento. Continuiamo con Letizia Pace, lei è un medico, però una biologa, ecco, però è qui nella veste di presidente dell'istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro. Il medico invece è Lina Petrucci ed è la presidente di Fidapa Palma di Montechiaro. Un ospite gastronomico culinario, uno dei migliori pizzaioli al mondo, insomma la sua pizza bianca ha vinto il campionato mondiale qualche anno fa, Carmelo Pistritto, maestro pizzaiolo di Favara, e la nostra ospite musicale della scuderia di Angela Maniglia, lei è Giovanna Ferraro e viene da Naro. Questi i nostri ospiti e iniziamo subito con Stefano Tesè. Una canzone diceva la musica è finita e gli amici se ne vanno, ma in realtà la musica non finisce mai, Stefano. Forse è finita la musica scolastica, insomma, anche perché gli istituti sono ormai chiusi. È stato un bell'anno? Sì, sicuramente sì, anche perché ha segnato compiutamente l'uscita da quel periodo che ha visto i ragazzi, insomma, lavorare, suonare, studiare a scuola in situazioni assolutamente improponibili. E quindi abbiamo notato in tutte le scuole questo fiorire di manifestazione in cui questi ragazzi finalmente sono usciti da quell'isolamento e quindi si sono ritrovati insieme a condividere dei momenti di condivisione musicale e anche di socialità, perché la musica si fa insieme, come diceva Bosso, e quindi sono venute fuori delle manifestazioni bellissime. C'è stato questo rifiorire di tanti saggi di fine anno, di entusiasmo, di ritrovata e poi vitalità. Gli indirizzi musicali sono un po' in aumento in provincia? Allora, la nostra provincia è proporzionatamente al numero di scuole di abitanti, è la prima in Italia come presenza di scuola a indirizzo musicale. Praticamente noi abbiamo più scuole a indirizzo musicale che comuni. Quindi è un primato che ci onora, perché tu sai notoriamente Agrigento in tutte le classifiche sembra in basso, invece sotto questo punto di vista è al primo posto. Ma i ragazzi fanno solo musica? No,
No, Cioè, i ragazzi fanno tutte le materie che fanno normalmente, però nel pomeriggio frequentano un'attenzione particolare, scelgono uno strumento, di solito c'è un'offerta formativa di 4 strumenti per scuola che possono essere diversi e quindi scelgono di studiare uno strumento, quindi vengono a scuola, fanno la lezione individuale, anche quella collettiva e quindi ognuno segue il proprio percorso a secondo delle proprie inclinazioni, delle proprie potenzialità. E poi ci sono queste cose fantastiche di queste orchestre, sono delle vere e proprie orchestre, anche con scuole che vanno fuori, vanno a prendere dei prestigiosi premi. Parleremo anche di questo, perché una scuola in particolare ha avuto anche il piacere di poter suonare dove c'è la Mattarella? Sì. Ne parliamo in questo contesto. Conosciamo Letizia Pace, insomma, la presidente di un nome importante, Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Presidente, è un carico forte? È vero, sì, noi ne siamo orgogliosi, devo dire, anche perché noi viviamo di questa luce riflessa dell'epopea gattopardiana. Quindi avere, diciamo così, di nuovo avere l'istituzione Giuseppe Tommasi di Lampedusa a Palma per noi è motivo di orgoglio. La città di Palma è legata a Tommasi di Lampedusa da sempre praticamente. I Tommasi sono stati i fondatori di Palma, poi lo scrittore Giuseppe Tommasi di Lampedusa col Gattopardo naturalmente ha portato questo, anche le bellezze di Palma nel suo romanzo, perché lui parla per esempio della chiesa madre, quelle grosse, tozze colonne rosse che sono proprio della nostra chiesa madre, che è questo gioiello barocco della Palma, nostra che è stata città. Anche, insomma, scelta da Dolce & Gabbana, non lo dobbiamo dimenticare, insomma, anche, se l'hanno scelta un motivo, vuol dire che qualcosa ci sarà. Un motivo ci sarà. Parleremo delle iniziative che l'istituzione Giuseppe Tommasi ha portato avanti e che porta avanti, insomma, nel suo territorio. Sì, conosciamo anche Lina Petrucci, la FIDAPA, la Federazione Italiana delle Donne Professioni e Arti, la sezione di Palma di Montechiaro. Palma di Montechiaro, sì, benissimo. Ha fatto bene a specificare che cosa sia l'associazione FIDAPA, perché questo acronimo crea molta confusione, nel senso che sembra quasi un'entità astratta. Invece noi abbiamo una bella realtà, la nostra realtà è una realtà locale, quindi abbiamo poi una realtà distrettuale regionale, una nazionale, addirittura europea e internazionale. Donne che si impegnano siamo donne sociale, diverse. nella cultura. Ci impegniamo soprattutto, mi preme sottolineare che siamo donne diverse, tutte diverse, ognuno con il proprio mestiere, la propria arte, però ognuno con un fine comune, quello di impegnarsi, soprattutto la nostra sezione di Palma di Montechiaro, ci agganciamo anche al discorso della dottoressa Pace, cerca di diffondere quello che è la cultura sul nostro territorio, quindi la nostra sicilianità, le nostre iniziative letterarie sono legate praticamente tutte, vanno in quest'ambito. Parleremo di quello che avete fatto, di quello che farete. Il vostro mandato dura 2 anni, mi sembra? Sì, io adesso sono alla scadenza del mio mandato, è un biennio, sono il presidente, di fare un po', di ripercorrere le somme. Che è stato, ecco, questo periodo di presidenza. Carmelo Pestritto, lo dicevo, il pizzaiolo per antonomasia, la sua pizza bianca campione del mondo, e poi insomma VIP di La 7 e anche di Rai 2 in queste trasmissioni tematiche che vedono la pizza sempre prendere più forza e consistenza. Carmelo, sì, è diventato forse il piatto per eccellenza. Ormai è, diciamo, il piatto più amato. Prima la cultura di mangiare la pizza a pranzo non c'era, ma ad oggi ti posso dire che negli ultimi anni, specialmente in Sicilia, la pizza, il livello si è alzato tanto. Nel 2021 hanno fatto il campionato mondiale di pizza bianca a Ragusa, Ispica, e quindi essendo una pizza bianca è sempre più difficile, perché mettendo il pomodoro nella pizza un po' copre. Quindi sì, a cozza, diciamo, giusto, a cozza. Invece quella bianca già senti più i sapori, gli ingredienti e tutto. L'impasto ha un ruolo fondamentale. Sì, lo si sente di più, essendo in bianco si sente di più. Ho presentato una pizza con base di fior di latte, filetti di tonno bianco, poi ho messo una polvere di limone, e poi la particolarità di questa pizza era la colatura di alici di cetara, che diciamo è piaciuta tanto. Ed è stata la prima, insomma.
Poi parleremo anche della tua esperienza con la Cucinotta sulla 7 e la Pizza Doc con Tinto e gli altri Rai 2. su Rai 2. Conosciamo anche Giovanna Ferraro, lei è una cantante, viene da Naro con Angela Maniglia. Una passione che coltivi da sempre, Giovanna? Sì, sì, è una passione che coltivo da sempre, fin da bambina, però poi per altre cose non è stato possibile fare questo mio sogno e quindi ho proseguito per un'altra strada, nel senso che mi sono sposata, ho avuto dei bambini che ora sono grandi, ma poi il mio pensiero era sempre rivolto alla musica e quindi sono andata... non per forza bisogna farlo per professione, si fa per piacere, per ci passione, mancherebbe, sì. per passione. Sì, all'età di 37 anni sono andata nella scuola di canto di Angela Maniglia e sono già ben 8 anni che abbiamo fatto questo percorso artistico. E Certo, quindi... ci vuole naturalmente una dote personale, Sì. una voce che deve essere tua, che poi viene perfezionata dallo studio, con lo studio, con dall'intraprendere la appunto. pazienza e tutto quanto. Bene, avremo modo anche di ascoltare la tua esibizione, sono questi i nostri ospiti di Target odierno e ritorniamo alla scuola. Dicevamo la scuola di indirizzo musicale che dà un libero sfogo a quelli che sono i gusti dei ragazzi e devo dire anche che dà delle belle soddisfazioni anche ai docenti, Stefano. Sì, sicuramente è un lavoro per certi versi faticoso, perché i ragazzi suonano degli strumenti veri, non sono... e quindi tutto quello che esce fuori è olio di gomito. Non Io mi ricordavo che da bambino insomma avevamo tutto il flauto e basta, cioè c'era quel flautino piccolino, sì, flautino, grosso, insomma, è poco più di un giocattolo. Ora gli strumenti, i ragazzi vedi suonare il violino, che è uno strumento forse tra quelli più difficili di tutti, abbiamo il violoncello, abbiamo strumenti a fiato, quindi la tromba, il corno, l'oboe, oltre che chiaramente il pianoforte, la chitarra, quindi delle vere, il sax, il flauto traverso, delle vere e proprie orchestre. E riuscite proprio a mettere su un'orchestra? Assolutamente. Non voglio dire una banda, insomma, ma comunque... No, orchestra, quindi ci sono delle scuole, poi a seconda proprio della presenza degli strumenti vengono fuori delle orchestre, chiaramente a seconda degli strumenti ci sono dei generi che si possono affrontare più facilmente, però abbiamo anche avuto qualche esperienza di orchestre interscolastiche, abbiamo avuto la possibilità di mettere assieme veramente quasi un'orchestra sinfonica e noi ogni anno, come tu sai, siamo stati fermi per la pandemia, facciamo anche Euterpe e quindi abbiamo la possibilità di avere tutte queste orchestre ed è meraviglioso vedere quanta bellezza c'è in questi ragazzi che affrontano anche repertori classici e lo fanno ad altissimo livello, con un grado di perfezione quasi professionale. Avete fatto un po' una statistica di quanti ragazzi, magari alla scuola, chiamiamolo così, media, si chiama media, sì, secondaria di primo grado, per me sì, la scuola media, continua a essere poi scuola media. Transitano nei conservatori, c'è una buona percentuale? C'è una buona percentuale di ragazzi che continuano a suonare, poi alcuni proseguono col liceo musicale perché abbiamo avuto anche l'istituzione del liceo musicale ad Agrigento, già siamo oltre il primo quinquennio e già il liceo musicale ha consegnato dei ragazzi al settore AFAM, e poi ci sono ragazzi che contemporaneamente frequentano anche i conservatori, ci sono delle scuole private che diciamo orientano anche i ragazzi e poi ci sono altre esperienze, per esempio ora ha ripreso di nuovo la sua attività un'orchestra che sono interscolastiche degli ex alunni che opera ad Agrigento, dove i ragazzi che non hanno proseguito magari in ambito accademico però si riuniscono e fanno delle stagioni concertistiche, sono ragazzi dai 16 ai 21 anni e ora hanno cominciato anche loro una loro tournée e ultimamente li ha visti in un concerto che hanno realizzato nella casa circondariale a Caltanissetta dei Minori e quindi c'è la possibilità anche di vedere questi ragazzi e attraverso la musica anche fare delle esperienze che sono bellissime, perché quando tornano da questi ambienti i ragazzi sono fortemente segnati. Ritornando un po' indietro nel tempo, quando tu eri ragazzo, Stefano, era più difficile fare musica? Assolutamente sì, io ero un pesce fuor d'acqua. Cioè ero veramente solo, io andavo a fare le mie lezioni a Palermo, quando ero piccolo papà lavorava e quindi nei primi anni mi ricordo che venivano
veniva un ragazzo da Vittoria, io mi facevo trovare al bivio, quello che è da Naro, a metà tra Naro e Villaggio Mosè, quindi mio papà mi accompagnava con mamma, mi prendevano e andavamo a fare la lezione a Palermo, al ritorno la sera la stessa cosa. Però poi non c'era nessuna occasione, cioè io non potevo, io con i miei amici non avevo la possibilità di stare con loro e parlare e di fare musica, tutto un altro sistema. Ora i ragazzi si vedono a scuola, tu li vedi anche quando non c'è lezione, si mettono lì, cantano, suonano con molta natura, quindi condividono e fanno musica, è tutto un altro sistema. Una musica indirizzata a quella diciamo più popolare e giornaliera o anche una musica più diciamo prelibata come potrebbe essere la musica classica ed altro? A scuola si studia di tutto, no? Perché i programmi prevedono che non ci sia preclusione di genere e quindi si fa dalla musica contemporanea alla musica classica, musica folk, no? Quest'anno abbiamo affrontato appunto i 100 passi, abbiamo affrontato un brano di Tintoria, abbiamo fatto anche qualcosa di classico, quindi si esegue Mozart, si esegue Beethoven. Diciamo che si cerca di prendere un ventaglio il più ampio possibile perché è giusto che l'esperienza musicale sia la più varia. Poi ogni ragazzo chiaramente trova il suo spazio, trova la sua dimensione e poi ci sono dei ragazzi che decidono di continuare gli studi accademici e quindi con un'impostazione chiaramente classica e altri invece si organizzano, fanno la loro band, suonano per diletto. Io ho ex alunni che fanno un po' di tutto, che sono diventati insegnanti, altri che compongono, fanno i loro brani anche se non hanno continuato, altri che strimbellano per diletto, altri che continuano a suonare così per diletto, è la dimensione più bella. Insomma. E a proposito di cose belle, voi avete avuto l'onore e il piacere di essere presenti all'inaugurazione dell'anno scolastico proprio con il presidente Mattarella. Sì, è stata un'esperienza sconvolgente, bellissima. Dove eravate, Stefano? Eravamo a Grugliasco e questo è stato, noi siamo stati selezionati tra circa 2000 scuole perché ogni anno viene bandito un concorso, le scuole vengono invitate a produrre del materiale didattico, quindi filmati o altro, o delle attività che abbiano attinenza con alcuni temi. In questo caso noi ci siamo presentati per una tematica che la nostra scuola tratta da sempre, quello della legalità. Abbiamo realizzato un video grazie anche al coinvolgimento del comune dove si vedono questi ragazzi che cantano i 100 passi e questo è un lavoro chiaramente che è venuto fuori, non è nato così, ecco, è un lavoro scolastico, nel senso che ha una valenza didattica in quanto è scaturito dal laboratorio di educazione civica. Stiamo vedendo delle foto, sì, queste sono le foto del backstage diciamo, di Agrugnasco e quindi attraverso queste attività che non era solo musicale ma riguardava anche incontri con le forze dell'ordine, in seno a questo percorso è nato questo video di questi ragazzi, quindi abbiamo mandato questo video e poi ad agosto mi arriva 2000 partecipanti mi sembra. Sì, 2000 scuole. 2000 scuole. Poi ad agosto mi è arrivata questa telefonata di mattina di questo regista della RAI, io al momento dico mi stanno facendo uno scherzo. Dice le devo comunicare però in maniera informale che la sua scuola è stata selezionata, abbiamo gradito sia l'aspetto diciamo grafico, la scelta musicale, nonché anche il contesto del progetto di qua di là. Io non ho detto niente, però dice, arriverà la cosa ufficiale, arriverà alla scuola, però io lo volevo preannunciare. Io subito dopo ho finito di parlare con lui e mi sono collegato per vedere chi era e ho visto che era un regista che lavorava alla RAI e da lì è iniziato, non era uno scherzo, poi è arrivata la cosa ufficiale e da lì è iniziato i preparativi che non sono stati i primi di difficoltà perché intanto i ragazzi che avevano partecipato al video che era stato registrato erano già fuori perché erano di terza media, quindi non potevamo portarli perché loro ci hanno detto dovete portare ragazzi che sono a scuola, una selezione di 11, quindi è stata intanto dura fare la selezione
e poi ci siamo messi in agosto a studiare con questi ragazzi e non ti dico quello che è successo, perché Però ogni giorno eravamo video là. è stato realizzato, Il video è stato selezionato prima, cioè l'avevamo realizzato prima, loro sul video che noi abbiamo montato ci hanno selezionato, però ci hanno detto dovete venire lì e dovete venire a suonare dal vivo. E quindi questo è stato molto ma molto difficile, però... Guarda caso noi abbiamo trovato quel video, ecco, e lo vogliamo condividere con i nostri telespettatori. Prego Pietro di trasmettere proprio i nostri 100 passi della scuola Garibaldi Realmonte. Garibaldi Realmonte. È indirizzo musicale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lupo colorato. Si sa dove si nasce ma non come si muore, e non ti ha un ideale che ti porterà a dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Poteva come tanti scegliere e partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. In nome di suo padre la notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Nello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di Via Gaetani, nel corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare e camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Bravi, complimenti veramente a questi ragazzi. Abbiamo visto promozione della musica, promozione della legalità e anche del territorio con Sua Maestà la Scala dei Turchi. Bravi veramente. Allora, ritorniamo a Giuseppe Tommasi di Lampedusa, questa istituzione che opera a Palma di Montechiaro. Letizia Pace, tante belle iniziative, tante cose insomma per ricordare non solo Tommasi di Lampedusa ma anche quello che è il territorio di Palma, no? E il Gattopardo in eccellenza.
certamente, noi ci sentiamo anche un po' i depositari di una parte della storia dei Tomasi, noi ne andiamo orgogliosi, siamo orgogliosi di questo. Sicuramente l'amministrazione Stefano Castellino, il sindaco, l'ha voluto fortemente questa istituzione, perché per troppo tempo era stata accantonata, e quindi ha ripreso il discorso dell'istituzione e la nomina, quindi mi ha nominata presidente, ha riposto in me la sua fiducia, per questo lo ringrazio, ma non soltanto la prima volta, anche la seconda volta, perché questo è il mio secondo mandato da presidente dell'istituzione Tomasi. Vogliamo parlare delle iniziative che voi avete intrapreso o comunque avete in itinere nello Sono tante, svolgere? sono state le iniziative, quindi negli anni precedenti. Intanto riappropriarci, riallacciare, ecco, i rapporti con la storia, riallacciare i rapporti, i nodi con la nostra storia, con i Tomasi. Ecco, la prima cosa che abbiamo voluto fare è questo, riallacciare questa storia. Per cui la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo conferito la cittadinanza onoraria al principe Gioacchino Lanza Tomasi, che purtroppo di recente è scomparso, e questo è stato per noi, insomma, motivo di tanto dispiacere. Al seguito, quindi, poi varie iniziative culturali. Avete portato anche Raffaello a Palma di Montechiaro? L'Arazzo di Raffaello, sì, da un cartone che ci è stato gentilmente così dato per un periodo in esposizione dal marchese Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona, quindi è stato veramente un atto molto diciamo così carino, di generosità. L'abbiamo tenuto per più di un mese in esposizione al nostro Palazzo Ducale, anche perché noi concepiamo ormai il Palazzo Ducale, questo nostro gioiello, come uno spazio espositivo, e non solo, deve essere anche il fulcro centrale, il fulcro propulsore, anche un centro motore propulsore di iniziative culturali. E quindi abbiamo avuto questa razza di Raffaello, qui non le dico, sono venute persone da fuori, quindi ecco che la promozione del territorio, far conoscere Palma per cose belle, ma non solo. Vi ha un po' aiutato l'occhio di Dolce Gabbana? Sì, senz'altro, che ci ha aiutato. Ha fatto una promozione un po', insomma, internazionale praticamente. Certo, siamo usciti in delle riviste internazionali, poi ci hanno regalato quella famosa bellissima collana che hanno regalato alla nostra Madonnina del Castello, perché loro sono molto credenti e quindi che noi custodiamo gelosamente. E certo, poi sapere che a Palma di Montechiaro sono venuti Dolce Gabbana suscita anche un po' di curiosità. Certo, si chiedono ma perché, cosa c'è in questa Palma di Montechiaro? Venendo a Palma poi lo scoprono subito, per bellezza del territorio. E il turismo quindi è stato molto così, come dire, è stato incentivato moltissimo il turismo, perché noi su questo poi puntiamo, il turismo, far conoscere i nostri gioielli, perché Palma ha tante bellezze, partire dalla Chiesa Madre, al Monastero delle Benedettine, vabbè, il Palazzo Ducale, ma poi anche tantissimi siti archeologici, la costa che è meravigliosa. Devo dire che per un po' di tempo è stata dimenticata e latente. Sì. Da qualche decennio, insomma, un po' ha cercato di uscire fuori. Ma sa, la politica in questo caso è importante, perché se si crede nella cultura, si investe nella cultura. Molti dicono che di cultura non si mangia, ma non è vero, perché di cultura si mangia, perché poi dalla cultura ne scaturisce tutto l'indotto economico, dal turismo, e quindi poi la ristorazione, e quindi B&B, un po' tutto quello che c'è, che gira attorno alla cultura. Tra le vostre iniziative ho letto, insomma, da qualche parte ci sono i murales per Tomasi. Di cosa si tratta? Sì, io in collaborazione con l'associazione Fidapa, di
cui sono vicepresidente, e con la mia amica presidente, la dottoressa Petrucci, collaboriamo moltissimo nelle iniziative. Questa è una cosa, fare in rete, insomma, perché tra le varie associazioni è una cosa importante. Perché l'associazionismo a Palma, devo dire, ha dato anche un impulso, un input incredibile nelle varie iniziative, e quindi con la FIDAPA, che poi mira molto alla cultura, la sensibilità, c'è tanta sensibilità in questo senso. Noi collaboriamo spesso, abbiamo fatto degli eventi tipo per quando riguarda la giornata della legalità, abbiamo proiettato dei cortometraggi con il regista Manno, anche su Peppino Impastato, sono stati dei momenti veramente molto belli, e adesso c'è nel progetto questo murales sui Tomasi. Facciamo continuare allora sì, alla dottoressa Petrucci questo prego, murales per sì, i Tomasi? Sì, e qui questa sera abbiamo svelato questo, diciamo, segreto, perché ancora ufficialmente, insomma, dobbiamo organizzarci, però dovevamo darla l'anteprima, anche perché, come è stato ripetuto poc'anzi, il mio mandato finisce a settembre, e di conseguenza per storia e tradizione ogni comitato dirigenziale della FIDAPA lascia un qualcosa sul territorio, un'impronta. In questo caso noi abbiamo voluto coltivare, quindi realizzare quello che è l'idea di questo murales, unendo idealmente le due associazioni e naturalmente proseguendo ad espandere quella che è la cultura sul territorio. Dove si farà questo murales? Allora, questo murales il sindaco Stefano Castellino ci ha concesso un'area che si è premurato naturalmente di ristrutturare, perché ovviamente deve essere ripresa, e lì verrà collocata all'entrata del paese, e il simbolo sarà proprio l'entrata a Palma dei Tomasi, come inizia e raccontato nel Gattopardo, è una pagina memorabile che tutti conoscono, e di conseguenza questo sarà il nostro progetto futuro. Non di meno, non possiamo dimenticare anche gli altri progetti che abbiamo fatto, perché sempre intorno alla promozione del territorio noi abbiamo realizzato nel mio biennio quello che è il Festival Letterario FIDAPA, dove sono stati presentati numerosissimi libri, e io sono onorata di dire che tra i vari libri presentati 3 sono di nostri autori locali. Quindi... Devo dire che i libri degli ultimi tempi hanno riacquistato valore e significato, come è giusto che sia. In Target in questi mesi, insomma, queste settimane, ho ospitato sia scrittori che editori, e all'inizio si pensava che il libro, insomma, rimaneva un qualcosa in libreria che nessuno comprava e nessuno leggeva. Invece c'è veramente una riscoperta della carta stampata, dell'odore, del rumore, insomma, del libro. Lo avete notato anche voi? Sì, certamente. Certamente, noi ci crediamo, anche perché l'opportunità di presentare un libro è importante e necessaria, soprattutto per gli autori locali o quelli che sono di nicchia, perché la grande editoria, noi sappiamo, ci sono delle regole, è molto difficile emergere, di conseguenza avere un punto dove poter iniziare, quindi divulgare quello che è la propria arte, è importante. Infatti molti scrittori locali hanno scritto questi libri, tra cui mi piace ricordare l'ultimo che abbiamo fatto, Dici l'antico, che praticamente è un libro del professor Amato su quello che sono tutti i proverbi e detti siciliani, che poi raccolgono il nostro modo di vivere, che viene tramandato, oppure un libro che in effetti ritrae l'emerito uomo della nostra concittadina crocifissa Mangiavillano, che racconta la storia dei nobili del tempo, che appunto vivevano in questi palazzi di Palma di Montechiaro. E poi ancora ci sono libri naturalmente più impegnativi, curati dal professore Bellanti, che ha scritto diverse opere, quindi anche quello però diciamo il tutto contornato dalla presenza delle donne, perché ci dobbiamo ricordare che la nostra associazione è un'associazione di donne e per le donne, quindi sensibilizzare le problematiche femminili anche a tutto il territorio. Sì, però dobbiamo fare la pari opportunità al contrario. Al contrario, assolutamente. Perché stiamo andando anche ad oltre, no? Magari insomma, il mondo è donna, impegnate, dice Marco Ferrero, no, il futuro è donna. Futuro è donna. Impegnate in tutti i campi, soprattutto nella cultura e nella legalità.
legalità. E a proposito di donna, abbiamo conosciuto prima il nostro ospite musicale Giovanna Ferraro, che da sempre ha avuto il pallino, insomma, della canzone, eppure vivendo naturalmente una vita normale, no? Di mamma, di lavoratore, insomma, tutto quello che una donna può fare, non ha lasciato da parte il suo amore, il suo piacere per la canzone. Sì, questo sempre, prima di ogni cosa, diciamo, la musica, io vivo di musica, infatti sono anche responsabile di una casa di riposo a Naro e faccio cantare e ballare gli anziani. Quindi tra le attività principali, insomma, ti tengono sono sul riuscita, morale. diciamo, a fare coincidere tutte e due le cose. Bello, Va bene, Giovanna, allora qual è il tuo stile, insomma, qual è il tuo riferimento, oppure è così un cantare generale, insomma, hai qualche cantante che più ti piace o che più ti ispiri, insomma? Diciamo che tutti mi piacciono, però in particolare Laura Pausini. La voce di Laura Sì. è importante. Quindi ci fai sentire una canzone sua? Sì, faccio sentire Il mondo che vorrei, che poi tra l'altro sono riuscita anche lì a coinvolgere i miei ospiti della casa di riposo e li ho fatti anche partecipare al video, perché c'è un video su YouTube. Ti fanno da coro magari? No, proprio loro protagonisti, mentre io cantavo abbiamo fatto qualche cosina così. E sicuramente Sì. aiuta, no? nella Sì, giornata sì, quotidiana. tanto, sì. Bene, conquista allora il centro del nostro studio Giovanna Ferraro per Target, Il mondo che vorrei. Quante volte ci ho pensato su, il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisie. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio, per tutti quelli che stanno soffrendo come te. Un mondo che vorrei avrebbe 1000 cuori per battere di più, avrebbe 1000 amori. Il mondo che vorrei avrebbe 1000 mani e 1000 braccia per i bimbi del domani. Chiedono di più, salvali anche tu. E chi crede nello stesso sole, non c'è razza, non c'è mai colore, perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Il mondo che vorrei ci sparerebbe fiori, non sentiremmo più il suono dei cannoni. Il mondo che tutti quelli che la guerra l'hanno vista e coloro che chiedono di più, salvani anche tu. Come si fa a rimanere
Grazie, brava Giovanna. Stefano, da vecchietti, insomma, andare in una casa di riposo non ti così, spingere tanto, con una direttrice così bella che canta così, insomma, veramente sarà un piacere. Vedi, era la bellezza della musica. Ora, a parte il fatto che è bravissima, tra l'altro siamo compaesani, forse abitiamo pure vicino. Anche io sono di Naro, Peppe, tu non lo sai. Real Montino eri tu. Così, Per me eri Real Montino tu, io sono di Naro, sai, chiaramente mi sono trasferito a Real Monte, però il mio paese di origine è Naro, non lo rinnego. Abitiamo forse vicino, perché tu mi pare che io abito in via Castelli, no? Ed è un po' sotto rispetto a dove abiti tu, dove no? O no? Io abito veramente in campagna. In campagna, forse prima allora. Sì, forse prima. Forse prima. singolo. Però la cosa bella è che lei riesce a far cantare le persone che hanno bisogno di questo e a trarne giovamento. Sicuramente saranno queste persone. Sia nello spirito che nel corpo, insomma, la musica, il canto. La musica, poi il il canto, il potere che ha il canto proprio di rendere felici. È una cosa, ogni tanto quando io dico alle persone godetevi un pochettino, andate ad un concerto, ma proprio come cura personale, perché fa molto bene sia viverla direttamente, quindi cantando e suonando, ma anche ascoltare. Poi se ci metti anche una pizza eccezionale come quella allora, di Carmelo professore, Pastorito, scusi, mi allora sembra che non esistano persone stonate. Io l'altra volta sono andata in una mostra a Roma, era proprio La Voce, era il titolo di questa mostra. Sono voci che non sono educate, sì, però dicevano che proprio alla base non esistono persone stonate. Esistono persone più predisposte, in questo caso è il caso della nostra amica. Volevo dire un'altra cosa, siccome io sono anche una TikToker e loro fanno, i miei anziani fanno i TikTok con me. Un coinvolgimento totale. Carmelo, allora ci vuoi raccontare un po', a parte insomma delle tue grandi avventure come maestro pizzaiolo, ma recentemente protagonista prima con l'ingrediente perfetto sulla 7. Sì, sulla 7 con Maria Qual è Grazia. stato questo ingrediente perfetto? Allora, da buon vavarese ho presentato il nostro Cugiruni perché è diciamo, la nostra specialità, quindi alla cucinotta non potevo altro che presentare la nostra favara. In maniera tradizionale o con un tocco personalizzato? No, proprio in maniera tradizionale, perché mi fa ricordare il Cugiruni, mi fa ricordare i miei nonni quando si andava in campagna, proprio il Cugiruni era il piatto proprio principale nella sua semplicità è eccezionale. Eccezionale. Lo vogliamo ricordare, Carmelo? Sì, in pratica è fatta sempre a forma di ovale, cioè non a pizza tonda, perché i nonni dicevano a ghettito. Sì. E quindi fatto sempre con gli ingredienti proprio che si trovavano nel nostro frigo, il pomodoro, le acciughe, il parmigiano e l'aglio, erano ingredienti poveri però profumatissimi, usciva. È stato apprezzato dalla cucinotta, almeno comunque a distanza, no? Perché distanza, tu eri sì. nel tuo habitat naturale a Favara. Però è stato tanto apprezzato perché poi anche loro hanno voluto delle ricette che poi li preparano pure, anche fanno delle prove. Poi invece Pizza Doc su Rai 2? Doc Rai 2 siamo stati selezionati 500 pizzaioli e solo 24 candidati per quel programma. È stata un'esperienza bellissima perché prendevano pizzaioli con regioni diverse, quindi io sono stato in puntata con un ragazzo del Trentino e quindi dovevamo presentare 2 ricette diverse. E da buon siciliano, ricette del territorio, abbinate sempre alla pizza. E da un buon siciliano ho presentato il nostro cannolo pizza salato. Questo mi è nuovo. Devo venire ad assaggiarlo. Questo è nuovo, quindi non il cannolo dolce ma il cannolo salato. Ma a forma proprio di cannolo? Ho fatto una pizza a forma di cannolo. C'era però la ricotta? No, ho fatto, ho presentato sempre gli ingredienti del nostro territorio, ho presentato la vastedda della Valle del Belice, che è un formaggio pasta filata, buonissimo. Poi ho messo un pesto di finocchietto selvatico e una salsa gialla. Questo mi manca, dobbiamo venire a trovare. Poi te lo dico un'altra cosa, Carmelo, oltre le pizze tradizionali, che insomma dalla margherita è eccellenza in tutto il mondo, adesso da un po' di tempo a questa parte ci sono o le pizze gourmet o comunque delle pizze particolari che tendono un po', insomma, non dico ad esagerare, ma forse un po' a cambiare il gusto. Qual è la tua opinione?
Allora, posso dire che ormai negli ultimi anni la pizza è cambiata tantissimo, tutti ormai siamo indirizzati su gourmet, però io da pizzaiolo, da esperienza, perché lo faccio proprio da piccolino, avevo 10 anni, per me la pizza è la margherita, perché è la più semplice ma nello stesso tempo la più difficile da fare. Quindi tu una buona pizza, un buon impasto, si può dire la pizza, la vedi lì, sì, nella margherita. Sicuramente l'impasto è l'elemento dominante di tutto, no? Ma è tutto il contesto per fare una buona pizza, dal forno, dall'impasto e dagli ingredienti. Ovviamente ci sta la pizza gourmet, però secondo me si sta esagerando un po'. E poi anche il mischiare dei gusti e dei sapori. Una volta ho visto uno che mangiava la pizza con l'ananas, sì, l'altro la pizza con l'avocado. Ma in Belgio va forte prosciutto e ananas. Prosciutto e ananas va forte. Infatti c'è un carissimo amico mio napoletano che ha una pizzeria in Belgio, ha messo nel menù, perché i napoletani proprio sono al contrario di questa pizza ananas, e ha messo 100 euro prosciutto e ananas, proprio per non venderla. Ma poi Carmelo, il bordo deve essere alto o deve essere normale a livello di pizza? Allora, e qual è eventualmente la differenza? Il bordo alto ci sta, però bisogna saper fare il bordo alto, perché in tanti magari aumentano la grammatura dell'impasto e poi portano tutto l'impasto, perché quando schiacci la pizza tu la porti verso il bordo, quindi alzano la grammatura e poi la portano verso il bordo, e quindi viene questo bordo così spesso che poi magari a mangiare è pesante. Il bordo alto si fa da una buona levitazione, quindi facendo una buona levitazione non c'è bisogno di fare questa cosa, si schiaccia la pizza come si fa ad oggi e ti viene una buona pizza. Aiuta anche un po' adesso il mix di farine, no? La giusta grammatura tra un po' di grano duro, grano tenero. Prima c'era anche quello che era l'imbonitore, allora, il miglioratore. Il miglioratore sì, aiuta tanto, però io conosco anche tanti colleghi che nell'impasto mettono uova, zucchero e tant'altro. Dico, le tradizioni sono sempre le tradizioni: acqua, farina, sale e lievito, quello è. E c'è anche un ritorno ai grani antichi, specialmente nel nostro territorio di Sicilia. Sì, ultimamente sì, c'è un gran ritorno nei grani antichi, ma perché abbiamo grani in Sicilia spettacolari, quindi perché lasciarli da parte? Non ha senso. La pizza, dicevi, acquista anche un grande prestigio a pranzo. Prima era solo un elemento di cena, adesso molte pizzerie rimangono a pranzo proprio aperte. Allora, qua da noi in provincia di Agrigento ancora questa mentalità non c'è, di mangiare la pizza a pranzo. Siamo in pochi, diciamo, che se... Questo perché poi ci sono quelli che fanno la dieta e tutti questi carboidrati. Tutti questi carboidrati. Però se già ci spostiamo anche nelle zone di Palermo, Catania, più preferiscono la pizza che un primo a pranzo. Poi se ce ne andiamo nelle grandi città come Roma, Milano, Napoli, lì a pranzo è solo pizza. La pizza più strana che hai nel menù, oppure magari quella che ti chiedono e che non è nel menù, qualche ingrediente particolare, allora, forse magari che ti fa arricciare il naso? No, la pizza più particolare che è richiesta, cioè, ogni tavolo, almeno una di queste pizze la usciamo, è con il gambero rosso di Mazzara. È una base di stracciatella di bufala ragusana, gambero rosso, pistacchio, e poi metto io un po' di rucolo e un olio aromatizzato al limone. Ma il pesce si sposa bene con la pizza, sì? In tanti mi dicono: sai, la pizza, il pesce sopra la pizza? No, io gliela faccio provare e poi... Ci sono delle cose che non devono essere abbinate. Una volta si diceva che la pasta, per esempio, col pesce bisogna mettere il formaggio. Io sono uno di quelli che se non c'è formaggio non mangio la pasta. Quindi magari poi ognuno adatta al proprio gusto anche e ti fa qualche richiesta particolare. Sì, c'è magari qualcuno che ha qualche richiesta particolare. A me è giusto accontentare i clienti, non deve essere per forza quella pizza, sai, fanno delle modifiche, ma è giusto così. Pizza e birra o pizza e vino? Pizza e birra no. No, perché sono due lieviti, se ci sta pizza e un calice quasi tutti siamo sempre abituati. Siamo abituati con la birra. Io ti dirò che ultimamente nel mio locale sto abituando la gente a bere pizza e vino. Pizza e vino. Pizza e birra ci sta se è un calice, se parliamo poi 2 o 3 birre non ci sta più, perché sono due lieviti che si vanno a scontrare
nel nostro stomaco e quindi Diciamo vino iniziare a rosso lavorare. principalmente? Bianco. Bianco? Sì, sì. Oppure anche un prosecco, bollicine si presentano abbastanza bene con la pizza. Il pizzaiolo fa anche l'arancina oppure è una cosa che esula, diciamo? Ma il pizzaiolo nasce prima dall'arancina e poi fa la pizza. Ah sì? Perché Noi siamo arancina, giusto? Arancina. Siamo palermitani, siamo con la A, non con la O. C'è anche questo contrasto. ancora non si è capito bene, però A discrezione. discrezione. L'importante è che siano buone. Noi ormai anche nel mio locale trovi arancini di tutti i gusti, con funghi porcini, con tonno, con spinaci, che magari prima si usavano solo le tradizionali, il ragù e prosciutto e mozzarella. Stasera a pizzeria tutta, va bene. Certo, Basta, stasera è Stasera in pizzeria mi pare. Stasera andare in Ma hai l'acquolina pizzeria, in bocca. andare in pizzeria è d'obbligo questa sera. Magari Stefano passiamo tutte Sì, da sì, Carmelo, addirittura, Carmelo, facciamo più una tardi ci vediamo. degustazione. Degustazione, raccomando. facciamo delle arancine. Più Una- tardi partiamo dalle arancine Certo. e poi andiamo avanti col cannolo. Bene, ritorniamo alla musica, questa volta di Stefano Tesè. Ci ha raccontato questa bella esperienza dei ragazzi con l'inaugurazione dell'anno Emozionante. scolastico, emozionante, Veramente, col presidente complimenti, Che Mattarella. bello. Abbiamo detto che scuola musica, ma è anche legalità. Lo avete anche trasmesso appunto con il video, ma Sì, il percorso sì. di legalità credo che sia d'obbligo. Assolutamente sì, è chiaro che è una scuola a indirizzo musicale, noi abbiamo questa fortuna che la musica sta al centro, però ecco, non è un fare musica che già di per sé è una cosa importante, ma nella nostra scuola, così come in tante altre scuole, diciamo, ci sono diverse tematiche, ogni anno scegliamo una tematica e su quella tematica chiaramente si sviluppa anche un repertorio musicale. Noi abbiamo da tempo un viaggio nella musica proprio che ha questo obiettivo, quello di programmare tutta una serie di attività che riguardano anche la giornata della donna, che riguardano il giorno della memoria, quindi degli appuntamenti che noi riteniamo importanti dal punto di vista della formazione. Abbiamo anche chiaramente attraverso la musica diciamo, creiamo questo filo conduttore. Quello della legalità assolutamente è qualcosa che ci riguarda da vicino ed è stato molto apprezzato anche per questo la nostra scelta, perché riteniamo che siano le tematiche che la scuola e la società deve portare avanti, perché riteniamo che per crescere come territorio noi abbiamo bisogno di tante cose che già esistono, e quindi il tema della legalità è importantissimo, ma perché? Ma anche la cultura, si diceva della cultura, quante potenzialità anche questa sera, la cultura Tomasi, la cultura enogastronomica, la sensibilità della donna, il territorio, la ricchezza del nostro territorio, cioè noi abbiamo estremo bisogno di dire quello che noi come territorio abbiamo, ma senza perderci tanto nel dire qualcosa di più, soltanto di rappresentare quello. Già se noi avessimo questa capacità di rappresentare quello che noi abbiamo, noi faremo proprio qualcosa di veramente utile per noi stessi e per gli altri. Quindi l'aspetto culturale, giustamente diceva la dottoressa, il discorso legato alla cultura che non dà da mangiare, assolutamente no, perché si è dimostrato quanto la cultura invece può diventare il volano economico e sociale di un territorio, ma quando anche non portasse un risultato di natura economica che ci vuole, ma ne vogliamo parlare di quello che la cultura può fare per elevarci al punto di vista e sollevarci da una quotidianità senza la quale poi ci avviciniamo verso altre sponde che non ci appartengono. Quindi noi abbiamo bisogno di cultura, abbiamo bisogno di nutrirci quindi di cultura, quindi della bellezza del nostro territorio, la musica praticata a vari livelli, cioè noi abbiamo bisogno di incentivare tutte queste attività. Ma non c'è il pericolo che la scuola smetta un po' di essere scuola, cioè nozionismo, materie, cultura, cioè, facendo un po' troppi percorsi extracurriculari, un po' si... No. Allora dobbiamo dire che questo periodo è finito, in cui c'erano tanti progetti che si facevano. La scuola ha bisogno sia di imparare a
a leggere, a far di conto, non c'è ombra di dubbio, Quella è la base, quello non bisogna mai abbandonarlo. Questo, però ha bisogno pure di orientare questi ragazzi. Noi viviamo in un periodo in cui la scuola insieme alla famiglia, senza la famiglia non si fa niente, perché finiamola di dire che la scuola senza la famiglia non fa niente. Troppo alla scuola, ecco. Gli ultimi avvenimenti che ci restituiscono ragazzi che si affittano la macchina e vanno a fare quello che succede, noi abbiamo bisogno che i ragazzi si possano orientare, abituare ad orientare verso i valori, quelli veri, perché noi avvertiamo che la società è pervasa da questo vuoto, questa noia mortale, e allora i protagonisti della cultura devono far sì, quindi la scuola, l'associazionismo che è fondamentale, le istituzioni debbono unirsi e quindi vengono le sinergie, devono fare rete, e noi siamo nelle condizioni di poterlo fare perché abbiamo un associazionismo che è già avanti, abbiamo una scuola che si spende tantissimo per il territorio, abbiamo le istituzioni che vedono nell'associazionismo, nella scuola qualcosa con cui andare a... cioè noi dobbiamo fare leva su questo. Viva la scuola allora. Assolutamente. Viva la scuola. Ne aveva accennato Stefano Tesè poco fa parlando anche della giornata della donna, è una delle iniziative della FIDAPA. Sì, senz'altro. La nostra associazione, diciamo, oltre ad avere appunto questa, diciamo, praticamente ha delle giornate prestabilite nel calendario, tra cui appunto la giornata internazionale della donna è una di queste, in genere il 25 novembre. Per questa giornata noi ci adoperiamo per diffondere naturalmente quelli che sono i veri valori, quindi siamo contro la violenza sulle donne, assolutamente, ci adoperiamo per diverse iniziative. Mi piace ricordare un anno, abbiamo praticamente proiettato un video di doppia difesa, quindi curato da Giulia Bongiorno, l'avvocato Giulia Bongiorno, e da Michelle Hunziker, mentre quest'anno naturalmente la nostra giornata, il nostro pensiero è andato ai fatti che sono successi in Iran, per cui ecco la ciocca dei capelli, spiegare il significato, e ci siamo adoperati, le nostre socie, specialmente mi piace ricordarle, hanno fatto rivivere quel momento, cosa significa vivere in Iran, quali sono praticamente i limiti che la donna ha, perché per noi non c'è nessun limite, viviamo in piena libertà. Per noi è scontato. E per noi è tutto scontato, è tutto così. E invece anche la lettura di una lettera bellissima di quello che appunto la Masamini provava in quel momento, nel momento in cui veniva torturata e naturalmente violentata per un motivo per noi futile, ma per lei segno di libertà. Quindi è importante valorizzare quello che sono le donne anche fuori dal nostro contesto europeo, dal nostro contesto italiano, perché non tutte le realtà sono uguali, e quindi su quello bisogna anche battere e fare conoscere i valori. Invece tra le grandi iniziative dell'istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa c'è il premio Gattopardo d'Oro di cinematografia. Sì, anche quest'anno? Anche quest'anno, sì, già abbiamo è stata fissata la data per il 9 settembre. L'anno scorso quindi abbiamo avuto la prima edizione del Gattopardo d'Oro, è un premio che si ispira naturalmente al romanzo Il Gattopardo del celebre scrittore Giuseppe Tomasi Lampedusa, questo bestseller che è il più letto nel mondo, forse dopo la Bibbia è il secondo romanzo letto in tutto il mondo. È un premio che ho voluto fortemente indirizzare alla cinematografia. Anche perché il cinema diciamo, è accessibile a tutti, quindi io voglio proprio che vada verso tutti. L'anno scorso abbiamo avuto degli ospiti di rilievo, è venuto Nino Frassica, sono stati premiati Nino Frassica, Cesare Bocci, Carmelo Benigno, la Miriam Rizzo, la compagna del regista Cipri. Insomma, abbiamo avuto un evento veramente molto importante. Per cui richiamo... Ci puoi dare qualche anticipazione o ancora è top secret? Non voglio rovinare la sorpresa, però chiedevo, insomma, così, no? Sì, non voglio, però già le assicuro che ci sono dei nomi molto importanti. Uno riguarda la musica, la interessa da vicino, però ecco, così vi faccio un pochino magari fuori dalle dalla puntata. Anche molti attori importanti siciliani, io tendo a portare insomma attori siciliani
e non neanche, perché comunque il cinema è un campo molto vasto, è universale. Chi non si è emozionato ad entrare in una sala cinematografica, sfido chiunque, è veramente il fascino dello schermo. Abbiamo detto cinema. il 9 di settembre. Il 9 di settembre, la data quindi siete no, però piano piano. Sì, però a poco, dai, poi spoileriamo un po' di cose. Però le assicuro che saranno artisti di un certo calibro a livello nazionale, siciliano ma anche nazionale. Sarà un momento importante, anche perché ritorniamo sempre alla promozione del territorio. Palma diventa ancora una volta vetrina, una vetrina che attira quindi molti turisti, persone dei paesi limitrofi, dei paesi anche quindi all'esterno, perché l'evento non deve rimanere solo a Palma, altrimenti rimane così e non ha senso, e questo è lo scopo dell'istituzione, uscire fuori, offrire una Palma che offre adesso una Palma che ride. Quindi proiettare un'immagine di questa Palma che ride, non più quell'immagine che avevamo tanto tempo fa e che ai noi purtroppo per un passato piuttosto recente ci faceva un po' così, ci penalizzava adesso molto. Siamo più sorridenti. E adesso ecco una Palma che ride, questo vogliamo offrire. Ci avviamo alla chiusura del nostro appuntamento, questa puntata che, mi scuso con il regista, con Piero, forse stiamo andando un po' fuori l'ora, però insomma dai, ci regalerai qualche altri 5 minuti. E prima di passare ancora il microfono a Giovanna Ferraro, vi ricordo che dopo passeremo ai saluti, e qui a Target i saluti non si fanno in grazie e arrivederci, no? Perché è una cosa troppo banale e troppo semplice, ognuno di voi lo deve fare con un pensiero, con una frase, con una riflessione, con un buon proposito, insomma un segnale che ci contraddistingue. Ecco, noi siamo una trasmissione un po', quindi pensatevi, ci pensate, perché adesso c'è Giovanna Ferraro che ci propone un'altra canzone, una canzone di Bianca Azzei, Ora esisti solo tu. A voi Giovanna Ferraro. Vediamo se c'ho qualche frase che capisce. Sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso. Quel mio carattere è un po' schifo, l'ho cancellato già da un pezzo e non è neanche più ricordo. Voglio soltanto dirti tutto quello che mi passa per la mente. Voglio fregarmene di tutto ciò che poi dirà la gente. Ma ti rendi conto, amore, che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola? Che non voglia di partire, che non voglia di ballare fino a notte profondissima. E sarà che se sto bene e perché non penso più a chi mi ha fatto soffrire. Voglio solo cancellare, ora esisti solo tu. Sarò stupida e testarda, illusa, fragile e onesta, e dico senza vergognarmi che questa volta è quella giusta. Amore, prendimi per mano, voglio correre veloce come due pazzi verso il sole. Voglio soltanto dirti tutto quello che mi passa per la mente, e poi voglio fregarmene di tutto ciò che poi dirà la gente. Ma ti rendi conto
chi mi ha fatto soffrire, voglio solo cancellare, ora esisti solo tu. Brava Giovanna Ferraro. Passiamo adesso ai saluti. Prima voglio ricordarvi che se voi andate da Carmelo Pistritto e dite ho visto Target, lui vi fa assaggiare l'arancina gratis, vero Carmelo? Ma promessa. Cioè, chi arriva fa il suo menù, quello che deve fare, ordina, mangia. Però diamo un limite di persone, perché se lo vedono in 1000 più persone lo vedono, più arancine devi fare, Carmelo. Se uno viene e dice ti ho visto a Target, Carmelo gli regala l'arancina, va bene? Perfetto. Ma che non tempo limitato, da qui al prossimo mese, dai. Confermato. Va bene. E a proposito di cose non programmate, Angela, vuoi venire a salutare tutti i tuoi allievi, i tuoi amici? No? Ti saluto io allora, grazie a Angela Maniglia per la grande e bella collaborazione della sua scuola con Target, ed ecco i saluti, grazie della presenza e della partecipazione a Giovanna Ferraro. Giovanna, il tuo saluto. Posso dire una piccola poesia? Sì, sei in tema. Allora, la poesia si intitola La vita. Vai. Ombra, curva, tremente incompresa d'ogni mortale illuso. Gioia che esiste e non esiste, pur lunga quanto sia, è solamente un attimo, un sorriso, una lacrima sola. È la tua poesia? Sì. Bravo, complimenti anche per questa vela poetica a Giovanna Ferraro. Grazie della presenza e della partecipazione a Target, a Carmelo Pistritto, il pizzaiolo più bravo del mondo. Posso dire la mia allora? Sì. Io dico, non ascoltiamo i dietologi perché dicono che la pizza si mangia una volta a settimana. Mangiatela spesso e venite da Pistritto, no? Grazie a Lina Petrucci e alla Fidapa di Palma di Montechiaro. Sì, io dico noi donne protagoniste del futuro, è lo slogan della nostra Presidente nazionale, ma protagoniste nella bellezza, nella cultura, nella gioia, non più protagoniste delle cronache. Grazie a Letizia Pace e all'istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ho considerato che il Gattopardo d'Oro si rivolge appunto al cinema, vorrei concludere con una frase del film Il nuovo cinema paradiso, quando Totò chiede ad Alfredo, Alfredo, ma che cos'è il cinema? Alfredo gli risponde, vedi Gioia, è che quando tu vedi ridere la gente è come se li facessi ridere tu, quando loro piangono è come se li facessi piangere tu. Comunque ricordati Totò che il cinema è sogno. Grazie a Stefano Tesè, coordinatore dei docenti delle scuole di indirizzo musicale. Allora io faccio un saluto con un augurio che noi possiamo apprestarci a quest'estate godendo un po' di quello che abbiamo parlato questa sera, godendo di arte e di cultura, sì, dell'associazionismo, godendo della musica e anche del buon gusto. Comunque più tardi io esco perché devo andare per forza a Favara, quindi andando lì e non verrò da solo, verrò con mia figlia e mia moglie. Grazie della vostra presenza e partecipazione al Target e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.